Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, un po' più in anticipo rispetto a quanto abbiamo prospettato, per il fatto che l'evoluzione meteorologica sta subendo un cambiamento significativo proprio in queste ore. Cosa accadrà in sostanza? L'aria fredda che ci ha tenuto compagnia in questi giorni lascerà spazio a delle correnti umide in quota da sud-ovest che segneranno poi l'arrivo di una perturbazione che ci interesserà dalla nottata a cavallo tra giovedì e venerdì, parte di venerdì, e poi una nuova perturbazione potrebbe arrivare a sabato. Ma quel che più interessa è questo fatto: poiché l'aria fredda si è accumulata sui bassi strati, c'è la probabilità che nella prima parte delle precipitazioni, soprattutto sui settori centro-settentrionali del Veneto, si possa vedere la neve fino a quote molto basse. In effetti, con la mappa che volevo farvi qui vedere, volevo farvi appunto notare come la distribuzione dello zero termico nel nord Italia faccia presupporre la possibilità di precipitazioni nevose soprattutto sul Piemonte, la Liguria e la Lombardia, ove persisteranno delle nevicate appunto sulle aree pianeggianti. Per quanto riguarda il Veneto, la tendenza è quella di uno zero termico in prossimità del suolo, sulle zone montuose, sulle pianure centro-settentrionali nelle prime ore di venerdì, per poi appunto risalire, tant'è vero che si presuppone che le nevicate potranno arrivare fino a quote prossime ai 1000 metri. Quindi, riassumendo questa linea di tendenza, giovedì si inizierà le giornate con tempo buono, con del sole, con clima freddo, arriveranno poi delle nubi appunto nella tarda serata e nottata a cavallo tra giovedì e venerdì, inizieranno prima da ovest, in spostamento sul resto della regione, delle precipitazioni che appunto nella prima parte potranno risultare nevose, fino a quote pianeggianti soprattutto sulle pianure settentrionali ed interne. Poi appunto la quota neve alla volta di venerdì è destinata a piccoli passi a salire fino a raggiungere i 1000 metri. Pausa appunto nel corso di venerdì pomeriggio. Sabato nuovo peggioramento con piogge in pianura, neve a partire dai 1200 metri iniziali fino a circa 1800 metri. Probabilmente la domenica sarà bella. Con ora concluso, auguro a voi tutti una serena giornata per quanto riguarda questa trasmissione. Ci vediamo domani.